spero di essere riuscito, e comunque siamo qua tutti a disposizione per qualsiasi domanda che i giornalisti ci vogliono fare o i cittadini ci vogliono fare. A chi il primo? Riguarda me. Tra l'altro non mi avete neanche invitato, io non so, per gli altri che non sono giornalisti, l'avevo già predetto in un mio articolo. Comunque io ringrazio un consigliere che mi ha avvisato. Lo ringrazio anch'io. Io vorrei un commento, visto che io rientro nella categoria dei cittadini, non dei giornalisti. Se io sono un cittadino e legge la lettera di dimissioni dell'assessore Drigo, in cui dice che lei si dimette per esigenza di una politica seria, leggo testualmente, che vuole esserci sull'attualità dei cambiamenti in atto, non attaccata agli incarichi. Ora io me la rivedo qua di nuovo a svolgere il ruolo di assessore. Cos'è? Politica non seria o attaccamento alla sedia? Te lo risponderà. Allora, il discorso del sindaco è stato lungo e credo che abbia spiegato in maniera abbastanza chiara qual è stato il percorso che abbiamo seguito in questi ultimi mesi, ma che è partito 1 anno e mezzo fa. Le mie dimissioni erano un gesto simbolico per far capire che non era solo una questione di età o di competenze o di rapporti tra le persone. Tutti sanno benissimo qual è il mio rapporto con il sindaco e qual è stato il mio rapporto con tutta la giunta. Per cui le mie dimissioni erano un gesto simbolico per far capire che noi stavamo credendo veramente nel percorso che avevamo messo in piedi 1 anno e mezzo fa. Chiaro? Rientrare in giunta, accettare nuovamente la nomina ad assessore è un altro gesto per far capire che quello che abbiamo fatto fino adesso, comunque in quello che abbiamo fatto fino adesso, ci abbiamo creduto e quindi mi riprendo l'impegno di concludere le cose che ho iniziato e che sono ancora in piedi e che devono essere concluse. Ma a questo punto non era meglio non dare le dimissioni come non hanno fatto 2 assessori, invece di do le dimissioni e poi invece rientro dentro? Ogni assessore gestisce la cosa nel modo in cui la sente di più. Io volevo far capire chiaramente al sindaco che lui doveva sentirsi libero di muoversi e di lavorare con la squadra nel miglior modo possibile. E quindi ho fatto un passo indietro cercando di far capire che ero disposta a fare qualsiasi cosa, anche a lasciare l'incarico di assessore. Mi pare esauriente. Io poi mi sono fermato, guardate, io ho consigliato poi tutti gli altri, proprio per le cose che ho detto prima, qui c'era Ivo, c'erano Villotta, c'erano gli altri assessori, se ci fosse stata la 4ª dimissione, e io ho chiesto di tutte, ci sarebbe stata una pausa perché cade la giunta con la maggioranza dei dimissionari. Quindi ho invitato gli altri perché tutti hanno dato rimesso al sindaco originariamente le deleghe. Però quelle che le hanno poi, almeno pubblicate sull'albo pretorio, io ho visto quella di Mossanuto. Tutti hanno dato la disponibilità. Sì, però... Tutti hanno dato la disponibilità. Nel momento in cui stavano dandole, a un certo momento, per non interrompere l'operatività della giunta, perché se ci fosse stata un'altra dimissione, la giunta non avrebbe avuto il numero legale, quindi non poteva operare, l'ho detto prima, segnale, disponibilità, apertura. Se non sono indiscreto, se il nuovo assessore alla cultura ha la tessera del PD. Sì. Quindi possiamo dire che anche dal punto di vista politico i tasselli rientrano, perché Mossanuto era del Partito Democratico. Io non sono abituato, forse non ci capiamo. No, mi spieghi perché allora non capisco io. No, forse non ci capiamo. Ho detto prima, io ho consultato la società civile, se volete vi faccio che i nomi, ma è rispettoso rispetto, no, è chiaro che è un intercalare, Gigi, No, è un intercalare, ma vi garantisco che prima di prendere una decisione ho consultato personalità importanti di Portogruaro, del mondo della cultura, del mondo dello sport, del mondo della scuola, persone che oggi sono impegnate in maniera molto seria, molto forte a Portogruaro, dove il sottoscritto
ha ricercato la disponibilità e su un numero importante di 10-12 persone alla fine mi sono permesso di scegliere quello che più corrispondeva in questo momento rispetto alle persone che avevano dato la disponibilità, quelle che in questo momento erano più aderenti al progetto politico e agli obiettivi che noi ci siamo dati per la rivisitazione, riaggiornamento a metà mandato. Senza fare il nome di queste persone, lei può dirmi magari se costoro appartengono ad una determinata area politica o è una cosa trasversale? Trasversale. Quindi sia centro che destra? Non c'era, quelli che ho contattato prima, non c'è nessuno iscritto alla politica, nessuno iscritto al partito. C'è gente, sono insegnanti, universitari, gente che fa associazionismo scolastico, sportivo, gente che ha degli hobby straordinari nel campo del cinema, nel campo della musica, nel campo della cultura. Gente che non ha nulla a che fare con gli iscritti, la politica tradizionale. Poi è chiaro, l'ho detto anche questo prima per maggior chiarezza, che molti non hanno potuto accettare, ma hanno dato la disponibilità. È probabile che alla convention saranno presenti, così dimostreranno che vogliono stare vicini a questa maggioranza, e sono gente che è impegnata in attività rivolta a cittadini, ad altri, che quotidianamente lavorano per aiutare gli altri nel mondo che vi ho detto appena adesso. Quindi lei nega qualsiasi contatto con esponenti, anche consiglieri dell'opposizione? Assolutamente. Io posso solo confermare che avevo persone che sono consiglieri comunali che per n motivi di lavoro, di impegno, di roba, hanno detto non hanno ancora il tempo necessario per fare questo, ma fuori dalla maggioranza io non ho guardato minimamente se Salvo Rambuschi. Quindi c'è stato o no? Assolutamente no, assolutamente no. Noi non siamo abituati a guardare dall'altra parte.